Grande spettacolo e gol nella sfida tra neopromosse tra Vittorio Veneto e Luserna. Il Barison termina 3-3, un punto a testa che lascia un po' di amaro in bocca su entrambi i fronti. In casa Vittorio Veneto per essere andato in vantaggio per 2 volte, sull'altro fronte sponda Luserna per aver ribaltato un risultato che le padrone di casa hanno riacciuffato nel recupero. Prima occasione per il Vittorio Veneto, gran pallonetto di De Martin, Asteggiano vola a salvare la sua porta. La squadra del tecnico Sergio Fattorel passa in vantaggio quando la verticalizzazione pesca Cisotto, la rapidissima attaccante veneta salta al portiere e tocca al centro dove Zanon tocca in gol. Il direttore di gara annulla per fuorigioco. Dall'altra parte che occasione per il Luserna, il taglio pesca Moretti che incrocia benissimo il tiro che esce di un nulla. Bene la squadra di Tatiana Zorri in questa fase, il Vittorio Veneto in partita e tiene alta l'attenzione di Asteggiano. Al 14esimo il Vittorio Veneto passa in vantaggio, Simeoni verticalizza per Adriana De Martin che non sbaglia e segna la prima rete in Serie A. La giocata sulla velocità di Cisotto mette ripetutamente in difficoltà la difesa del Luserna. L'attaccante del Vittorio Veneto alla grande occasione del raddoppio da dentro l'area apre troppo il compasso e la palla termina fuori. Anche Luserna spreca quando Mazzucchetti spara alto da ottima posizione. Proprio allo scadere di tempo il Vittorio Veneto centra il palo con Mantoani, gran botta respinta dal Legno. Nella ripresa la partita resta su ottimi livelli. Luserna l'occasione per il pari quando il direttore di gara assegna un rigore per la trattenuta di Virgili su Moretti. Sul dischetto si presenta Alessia D'Ancona che spiazza Reginato. Sul cambio fronte il Vittorio Veneto torna in vantaggio alla prima occasione, lancio di Mella sulla destra per Cisotto che mette un pallone comodo per Francesca Daros che non può sbagliare. È una bella partita e Luserna pareggia con Raffaella Barbieri, bella la deviazione sul primo palo sul cross di Mazzucchetti. La squadra di Tatiana Zorri ribalta il risultato con Erika Moretti che sfrutta il passaggio di Barbieri e davanti a Reginato non sbaglia. Abbiamo rimontato. Diciamo che a parer mio abbiamo un po' sprecato un tempo, perché se fai 3 gol nella ripresa vuol dire che il primo tempo puoi giocarlo meglio rispetto a come abbiamo fatto. Un gol all'88esimo ci ha fatto assaporare, insomma, sei vicino alla fine, vuol dire che dovevamo difenderci con gli ultimi 4 minuti proprio come... non doveva passare nessuno. Sembra fatta per il Luserna. Al 92esimo Francesca Daros però riacciuffa le piemontesi con una punizione tagliata dalla destra che non trova deviazioni e si infila in porta. È stata una partita veramente combattuta fino all'ultimo minuto e diciamo che visto l'andazzo della partita il pareggio ci è andato bene. Peccato perché il primo tempo secondo me avevamo occasione per far più di un gol e magari sistemarla già al primo tempo. Nell'incredibile finale di partita c'è ancora tempo per un altro gol annullato al Vittorio Veneto per fuorigioco a Zandomenichi al fischio finale 3-3, ma sul piano dello spettacolo hanno vinto tutti. Sì, è stata una bellissima partita, soprattutto nel finale dove c'era un gol ogni 5 minuti penso, e in più il gol annullato alla fine che valeva la vittoria. Peccato. E siamo ancora lì, vediamo alla fine, sarà dura, molto dura, vedremo alla fine, faremo i conti e poi si vedrà.